Ne conto per tutti, dopo 10 anni sono stato grazie Leonardo di Rosa intendi. Io sono obbligato in questo. Su sindaco, prego. Prego Gianluca. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Detto che non lo pensi a Manginetta, Benvenuti a Genoni, benvenuti a questo incontro molto interessante che mischia un po' musica tradizionale e archeologia in questo posto, perché archeologia ne ha parecchio. E un ringraziamento a per aver proposto questo evento. Noi siamo sempre aperti quando ci sono attività di questo tipo, culturali e promozionali anche, perché poi oltre a essere utili a noi per conoscere cose nuove, è utile anche a voi per vedere anche luoghi nuovi magari ancora non osservati. Grazie Mauro e complimenti all'autore del libro, che chiaramente mi ha fatto molto piacere, e grazie anche per l'omaggio. Ora volevo chiamare Michele o Roberta, insomma, visto che ho capito che non eravate mai stati qua, la maggior parte di voi probabilmente, quindi giusto, sta arrivando Michele, per questo luogo, che nasce come struttura parecchi anni fa ed è sempre rimasta, era sempre inutilizzata, sai, tipo le cattedrali del deserto, fino a quando, grazie all'intuizione, alle idee di questi ragazzi, si è deciso di attrezzare questa struttura. Era giusto per presentare un po' il posto, perché ho visto che molti non si volta che certo. Un po', ma molto brevemente così. Fa parte, per quanto riguarda Genoni, di insieme all'altro museo del Cavallino della Giara, di strutture e di un sistema museale che come comune stiamo cercando di portare avanti, e diciamo che anche con successo grazie a loro. Grazie a tutti per Michele Zucca, benvenuti, grazie per la visita, è un piacere avervi qua. E come diceva Gianluca, il sistema museale di Genoni è composto da diverse strutture. Il Museo del Cavallino della Giara, che è il museo etnografico un po' più legato alla popolazione locale, invece questo è il parco, è il museo quello un po' più forte, dove questo nasce dopo il ritrovamento della cava fossilifera di Luibru, che è veramente qualcosa di spettacolare e unico, con un fondale marino fossilizzato di centinaia di metri quadri, con 20-25 specie differenti per metro quadro, una stratigrafia a vista che riportano diversi momenti del Miocene, con alcune cose che si riescono a vedere solitamente solo nei libri. Si riesce a vedere una faglia a vista, diretta, che va giù, dei filoni netuniani, le tracce di un fondale marino fossilizzato e di un antico maremoto che lascia delle strisce bianche sulla parete, e questa è una cosa unica, in Sardegna si riesce a vedere solamente qua. Così nasce questo museo, nasce come palestra, laboratorio per le scuole, quindi la parte più ampia del museo è proprio un laboratorio didattico, dove con le scuole, con i bambini lavoriamo tutto l'anno. Durante il periodo delle scuole abbiamo 1.500-2.000 bambini che vengono qui a fare il laboratorio del piccolo paleontologo. Durante tutta l'estate andiamo avanti con i campi estivi residenziali del piccolo paleontologo, del piccolo archeologo, dove arrivano ormai bambini un po' da dovunque, e per 13 settimane stanno qui a Genoni. L'altra parte è un po' più piccola, perché non avevamo i reperti, è quella archeologica, però la popolazione è veramente molto legata a questa sezione. È legata al pozzo di Santo Antine, un pozzo che è stato svuotato e scavato una quarantina di anni fa, ha riportato una quantità di reperti immensa, si va dal periodo nuragico sin su sino ad arrivare al periodo romano. Sembra che ci sia anche qualcosa di medievale, però non ci sono pubblicazioni a riguardo. La maggior parte dei reperti sono esposti al Museo Sanna, sia i bronzetti che la parte romana e anche le monete. E la parte che siamo in fase di acquisizione, che vorremmo avere nel museo, sono tutti i reperti ossei, perché all'interno vengono trovate i crani di cagnolini, capretti, altre ossa, i resti di un ratto nero, e ci sembra anche in linea con l'allestimento, quindi ci piacerebbe molto riuscire ad avere questi pezzi ed esporli nella piccola sezione archeologica. Qui dopo, magari se abbiamo un attimo, facciamo un giro per vedere il museo.
Ultima cosa riguardo al percorso museale che abbiamo strutturato è che ha una continuità, perché se partiamo dal Miocene della cava fossilifera, che sono 20 milioni di anni fa, concludiamo il nostro percorso di milioni di anni in una giornata con la visita all'altipiano della Giara, che sono le ultime eruzioni vulcaniche di 1 o 2 milioni di anni fa. Quindi una giornata si riesce a fare camminare un po' nel tempo dal mare caldo tropicale del Miocene fino alle ultime eruzioni vulcaniche del periodo pleistocenico. Grazie amico per la mia benvenidas a Sinodas e benvenuti a Spicciocco e Senodas. Me da gente mi ha preguntato, ma poi da devo andare a Gelone, dove fa questa presentazione di un libro della UNEDAS, a Naso Gormane Sabulca, no? E il suo problema è spiegato con questo timpano e stelle che è antagato a into di questa puntata e se con questa entusiasmo che prima. Cioè praticamente questa verda fu posta in pizzo su descentrata del suo guzzo in alto, poi con su crollo c'è stata facciata antagattata a 2 o 3 metri mi pare di primo strato del suo guzzo. E su conto mio comincia da meda in Burgoil Bedford su Nelly su Burgoil Bedford e noi alligio sul libro del Lenzo la sopra della UNEDAS e mi ci può entrare un conca questa cosa del suo sricco e del suo drese e del suo triangolo e fui sempre pensando a questa cosa e poi naturalmente si rende all'Igi intendendo cose di Antonio Lai soprattutto eccetera e quando ci cosa sanno fare segnare noi e a più questa stella fa no quindi esistia no poi secondo me questo probabilmente è il suo simbolo che rappresenta la fai traduzione non ho capito insomma non parlo ma capito sei davese, non è come no, sei un gioco davese, no, è desuso. Ma sei dalla famiglia non davese? No, non è stessa. Vabbè, così non lo confondo. E Beganai, su Dresi e su Gico punti perfettamente rappresentati entre noi. Quindi, sicuramente cantoi Antonio Lai, Cristiano, da proprio della problematica da questione a questi pure noi, de su Dresi in sa musica sarda, questo libro hanno presentato in Gerone, ma che sia non su Boromane Sabuca, quindi è una sagata noi. Devo si cominciare de Sandro Piani è ex direttore della biblioteca di Sumaraté. Teoricamente di Sumaraté, ad esempio. Teoricamente de Isiri, della biblioteca del museo de Isiri e il suo coordina da Saserada di costumeria. Poi Antonio viene più avanti, il seste Antonio Lai, è autore del suo libro che presenta Usoi. Antonio ha studiato musica sul Conservatorio Castello, filosofia, poi se ne va andare a Parigi e poi a insegnare all'Università di Parigi, però si occupa di questa scuola della musica sarda. Poi c'è Mauro Peppino Zedda, pensate in prova, Mauro Peppino Zedda, le Isili, Alpi Astronomo, che ha pubblicato 15-20 libri, è sempre questionando dentro di questa cosa, e si aggiunge a comprendere un altro aspetto, come dire fuori sulla candina, del suo tempo circolare in suo periodo di Curacis. Va bene? Poi, sul autore di Dio è Leonardo Palmas de Bramantello, scienti di Giarici, poi scienti di Michele Degliana. In più c'è John, liberato di Girolamo, alzati appena, John. No, dai, bravo. Che è studiato e revisionato tutto su testo in inglese sul libro, è docente di inglese all'Università di Castello. Poi si accompagna sua, non è bionda, ma è seulese. All'one. Ma no, ragione. E naturalmente, sicuramente che ne sia uno di Nanda Murgia
Bene, allora, Deu e andai a Sillanzo con Sandro che coordina tutto, Quantoi e poi Brusatrato interveniamo su torna interventi Deu e Mauro. Prego. Dopo questo Sandro è italiano. Sandro è italiano. Penso inglese, io non stai. Chi è che non comprende su Non Sandro? sta in Sardegna. Rosalba, fai traduzione. Io preferisco in Sardegna o in Italia? Ok, se inglese non Prego Sandro. Siamo ricci. Non comprende. Anziché che stiamo in strattaggio, così un bel cervello, che stiamo stasera. Sì, stasera tranquillamente. Va bene. Grazie. Allora, in realtà io sono un nuovo Dante, ma prima ho un libro recitante, poi mi ha fatto questa curiosità e poi mi hanno dato che sono abituato a fare, mi è capitato un bel lavoro sul semestre di prima, specialmente in biblioteca, per fare recita coordinatore, sono riuscito ad avermi usare, insomma, comunque che stiamo con gli autori. Ma in questo caso, in modo proprio specifico, se uso di salarti deschi di sotto, quanto si usa ascoltare, che di salarti deschi quanto si usa questione. Tengo una domanda, sa che cosa ne ha. Poi tutta la gente in questo libro, tante ha cominciato a fare con grande coraggio e finché spinto adesso, in particolare con questo Kreis. Poi conosci le persone a Placido Kerchi. Placido Kerchi, vi avevo visto, è abbastanza difficile, però conoscendo i due, eccetera, che sarà difficile, ma vale a sapere le fare sforzi comprendere italianamente. Poi tante volte, quando questo era difficile, tu vai bene, sai che vabbè, proprio comprendo, per la sua aria. Invece conoscendo a fondo, ma ha poi grosso sforzo, di cercare di comprendere anche la cosa anche leggendo questo libro, sia su primo, anche tra l'altro una presentazione dei primi articoli su prima, questa presentazione di Antonio Ornai, leggendo che qualche cosa mi pensa a parte di comprendere, però torno a salarte del pubblico, a tutto penso, a ascoltare questa musica della web si graciti. Poi cominciavo a comprendere come ti pazza due solari senza dovrare su. Ho avuto solo che ci vuole in questa sala lunga e poi commenti con questo strumento. A me mi è capitato di intendere a entrare a Grecia e ci ha proposto un vaghetto prima, sarei morta, a comprendere che sul via Sorrente fino a tre scannas di canna di Rio e non via Sorgano. Cioè, questa cosa proprio la sensazione di andava polifonico o da meta solo. Ecco, questa tre scannas fa veramente una cosa di questo tipo. Ma quindi questa curiosità mi ha spinto. Il primo non era altra cosa. Antonio Lai sanno su quello che forse si interessa dai sci di seconda mano, questa di prima mano si deve andare al 78, che è studioso, mi fa piacere che sia in partenza, penso sia studioso di filosofia, e in partenza ho studiato filosofia, no, per esempio un prendere, diciamo. Però è stata una materia che fa applicare questa curiosità e tutto sacra, insomma, giusto. E quindi questa la risposta è la certezza. Le musiche noi ci assolutamente nulla. Questa cosa è musica che prosa canta, questa musica che dentro non ti sorriga, quando da sola, da ascolto. Però non lascio leggere, ma parto, questo lo posso fare, e poi io su voi devo cominciare a rispondere alla domanda se te faccio diretta, però posto. Sabrina è che a questo che da pure giovane ha cominciato a intendere comunque origine questa musica. Cioè, spiegando come si capisce tappare il noda, che hanno potuto giù, la stabilità che hanno potuto giù dell'acido che il tavolo non è noda, non ha con precisione, non credo che comprendere. Leggendo su di Antonio invece si muove, ma parto da dove lui si accostava qualche cosa, comprendere. E finza da tutte altre cose che lui fonti, il ricamo che lui fonti a girare in giro, come si svolge, su sulla musica, eccetera. E quindi questa cosa mi piace, penso che va a seguire a leggi cosa sull'argomento. Poi, che vivo ancora abbastanza, poi adesso che mi decido a comprendere che cosa è musica, cosa me la vai a spiegare e andare.
che c'ha la gente che da 19-20 anni scommetto su valore che io sono tendio, o andaga tutto su che si è fatto, penso migliaia di anni su tutta questa cosa, penso proprio che anche lei largo, non si perdi, che c'è gioco, che molto tornando a cominciare o dato sapere, sia da castiare a suo tempo venitore, sia da pose e tutto, perché se la mia a suo tempo venitore si è incrociato meta, ma questo pure non bisogna da sprecare, non sai a sfruttare su meglio. Quindi, professore di filosofia, professore di musica, studioso, che entra in contatto con la guerra, stesso pure mi pare di un tempo. Esatto, sì. Oso, Parigi, non tengo manco idea precisa che invece di più girare andare a cercare da te, scattiva se la poi, però guarda questa cosa che c'è in largo, però si può partire da Sardegna, se vuole studiare la guerra, se si vuole vedere. Bella scivica interessa da Parigi. Poi la cosa è che questa domanda mi frimo e non ci fu lei so che vuole dire questione veramente in questa fase di minuto e poi semmai mi interrompevo non ci sono dopo il fondatore della nuova musica sarda. Che è la nuova musica sarda? Ovviamente è scritto non ci si riesce a comprendere esattamente che è questa musica semplicemente contemporanea che si ispira, che è associazione, che è orchestra che va che do il racconto sulla Antonio Ordai. La prima domanda è questa, voi spiegasi sotto il possibile. Raccontasi sotto. Ok. Vado? Grazie. Avete anche il cronometro di non sforo. Allora sì, parto da questi elementi, da queste domande. Sì, appunto il libro, da cosa è nato questo libro? Il libro è nato, non è nato per essere un libro, non è nato per questo. E a chi serve questo libro? Quindi intanto bisogna dire queste cose. È nato perché in realtà io ho fatto un'analisi approfondita della mediana Pippia di Antonio Lara, e dopo probabilmente con un po' di fortuna ascolteremo una mediana Pippia. È nato quindi una mia analisi approfondita di questo brano, che è un ballo sardo importantissimo, e quindi ho fatto un'analisi molto molto approfondita, ma per cosa? Non per il libro, ma l'ho fatta perché io sono un compositore e l'unica cosa che mi interessa veramente è soltanto la mia composizione, sono soltanto le mie attività artistiche, il resto è molto complementare. Ecco, quindi il libro è un po' una conseguenza complementare del mio lavoro di compositore, di artista che interagisce con altri artisti, perché lavoro molto con altri artisti in altri ambiti dove integro le mie musiche, la nuova musica sarda, che è un po' la mia etichetta. Ecco. La nuova musica sarda è la mia etichetta, il mio genere musicale, quello che faccio da diversi anni. E quindi, siccome avevo questa analisi approfondita, molto approfondita di Antonio Lara, allora ad un certo punto ho deciso di sfruttarla per farne un libro. Per fare un libro, e poi con Dante abbiamo fatto vari lavori, abbiamo centrato appunto un altro libro su Antonio Lara, sull'importanza di Antonio Lara nel XX secolo. Insomma, ci sono una serie di conseguenze teoriche a partire da questi studi che ho fatto prima di tutto per comporre la mia nuova musica sarda. Ecco. E questo è importante dirlo. Ovviamente ho integrato una serie di elementi, ci sono tantissimi elementi, questo è un libro estremamente complesso. È un libro estremamente complesso e molto ricco, sono circa 10 anni di ricerche approfondite, è un libro che non è un libro per il pubblico, per il grande pubblico, è un libro per gli universitari, un libro per i colleghi, un libro per gli studenti specializzati di università che devono fare delle tesi o devono fare un dottorato. Ecco, questi professionisti saranno molto contenti di appoggiarsi su questo tipo di libro per poter procedere velocemente nelle loro ricerche approfondite. E per loro questo libro non è un libro per il pubblico. Il pubblico però se è coraggioso, può leggere soltanto l'introduzione e può anche divertirsi leggendo l'ultimo capitolo, dove io traggo le conclusioni
di tutte queste analisi, e poi indico anche delle ipotesi riguardo al revival delle Leonidas attuale, per esempio. Quindi c'è una referenza un riferimento su questa cosa, perché con Dante abbiamo Video Reda e altri collaboratori dell'equipe di Dante, abbiamo video intervistato tantissimi suonatori, giovani suonatori, durante 3 giorni abbiamo ore e ore e ore di video intervista che ho completamente sbobinato e ho sfruttato appunto per questa vasta parte riguardante il revival delle Leonidas. E poi ci sono altre tematiche strettamente legate a questa simbologia, cioè il cerchio, il triangolo, il numero 3, come è stato già detto, in particolare sempre in questo terzo capitolo. In questo terzo capitolo sono presentate quindi le conclusioni dell'aspetto più etnomusicologico tecnico, poi c'è una buona parte di presentazione del mio lavoro di composizione, di creazione attuale, quindi è presentato l'album che sto registrando in questo momento, è presentato anche la performance, lo spettacolo che seguirà la produzione dell'album, e il tutto ovviamente è strettamente legato alle tematiche culturali, storiche della Sardegna. Quindi la nuova musica sarda è un universo, un progetto molto vasto che ha già avuto dei prodotti, che è rigorosamente centrato in tutte queste problematiche generali, anche l'archeologia, l'archeoastronomia, Mauro eccetera, mi ispira tantissimo, mi ispiro tantissimo ai suoi libri. Noi dove possiamo ascoltarle queste cose? Allora, queste cose io sono in una dimensione dove sono andato molto oltre la dimensione convenzionale. Per me oggi la forma di concerto, il concerto frontale non esiste più. Fra l'altro in ambito della musica scritta, del conservatorio eccetera, mi considerano un eretico o addirittura un traditore, in realtà, con molta simpatia lo fanno. C'è un musicologo che mi aveva detto in questo modo, perché sono uscito in maniera molto critica. Del resto ci sono cenni a questa critica rispetto alla musica scritta contemporanea, quindi io facevo parte di questi zombie, di questi morti viventi che facevano la musica scritta contemporanea. Sono molti anni che non faccio più questo. Io sono nato letteralmente verso la musica vivente di tradizione orale, le Leonidas, la polivocalità eccetera eccetera, e poi ormai oggi mi colloco nell'ambito delle musiche popolari addirittura, quindi in netta opposizione rispetto alla musica scritta di ricerca, detta musica contemporanea, che aborro con la più grande forza, anche a livello teorico. Teorizzo anche la nullità di questi fenomeni da laboratorio. Sono come delle persone morte che si mantengono in vita attraverso la rianimazione delle sovvenzioni pubbliche. Questo per un riassunto rapidissimo, però la cosa è molto più... Detto ciò, attenzione, io nel 2002 ho scritto un libro molto importante dove addirittura tento di legittimare dal punto di vista filosofico queste operazioni di laboratorio. Quindi ho proprio preso una distanza radicale rispetto a queste posizioni che per me sono del tutto inoperanti, del tutto inutili. Posso fare una domanda? Sì. Però da poco ho assistito a una lezione dove si parlava di musica e matematica. Tra le altre cose è stata detta qualcosa di questo genere, che andando a studiare la natura eccetera, cose come il DNA per esempio, che viene letto soprattutto in chiave di combinazioni matematiche eccetera, può essere anche suonato in qualche misura. Ecco, rispetto a una cosa di questo genere, la tua posizione è una di quelle cose che dove non si sa dove appigliarsi e si va a cercare questo genere di cose? Esattamente, ma il discorso è molto più immediato, molto più semplice. Ci dobbiamo domandare, e del resto ha delle relazioni con le Leonidas questo, perché poi nel mio terzo capitolo, dove faccio delle ipotesi sul futuro delle Leonidas,
basandomi sulle testimonianze di tutti questi giovani suonatori, ha una forte relazione con questo. Cioè, sì, c'è la matematica, c'è tantissima matematica, l'elettronica, eccetera, si possono fare cose splendide dal punto di vista matematico, eccetera, solo che dal punto di vista musicale sono cose che fanno schifo letteralmente, non ascoltabili. Ma attenzione, soprattutto, il problema non è questo, il problema è che bisogna chiedersi, bisogna vedere le cose in questo modo. Ci sono le musiche popolari, ci sono le musiche tradizionali e poi c'è la musica scritta. Il problema è che la musica scritta del passato è una musica da museo. Al conservatorio si studia per conservare, e bisogna farlo, la musica scritta del passato, che quindi entra in una dimensione museale. Poi ci sono le musiche popolari, tantissime musiche popolari, che sono delle musiche viventi, che vivono, sono dei linguaggi musicali come le lingue storico-naturali, che stiamo parlando ora per esempio, che vivono ancora, che evolvono, che si evolvono, che si trasformano. E poi soprattutto c'è una richiesta, c'è un orizzonte d'attesa tracciato dal pubblico che richiede, che è in attesa, che apprezza, che ha un desiderio di nuovi ascolti, delle musiche viventi. Le musiche di ricerca non hanno assolutamente questa dimensione di orizzonte d'attesa. Sono sovvenzionate in generale, specialmente in certi paesi, erano perché le crisi economiche hanno tagliato i fondi, però sono sovvenzionate da soldi pubblici che mantengono in vita questi esponenti di musiche da laboratorio, che però non c'è la minima richiesta, non c'è il minimo desiderio del pubblico di queste musiche. Ed è per questo anche che, sempre controcorrente, sempre in maniera eretica, io sono molto favorevole anche alla dimensione, apprezzo come qualità anche la dimensione commerciale delle musiche popolari. Ovviamente non mi colloco in un ambito di musiche popolari mainstream, perché non mi interessa. Attualmente preparo delle musiche che sono musiche assolutamente popolari, però molto sofisticate, che però hanno una piccolissima fascia di mercato, minuscola rispetto al mainstream, però hanno ascoltatori che apprezzano questo tipo di configurazione. C'è un desiderio di ascolto di queste musiche. Invece in quest'altro versante che vi ho appena nominato non c'è. E del resto, questo è legato alle Leonidas, questo discorso, che sviluppo nel terzo capitolo, nel senso che anche le riflessioni che sono venute fuori da queste interviste ricchissime che abbiamo fatto con tutti i suonatori e che mi hanno portato a delle ipotesi verso la fine nel terzo capitolo a proposito della realtà oggi delle Leonidas. Le Leonidas oggi cosa sono? Prima ipotesi, uno strumento da museo, cioè ci sono i balli, perché è molto importante la differenza fra i balli campidanesi, i balli professionali come li chiamava Benson, e le musiche ibride o minori, spurie, eccetera, alle Leonidas. Quindi c'è questa dimensione che viene fuori della dimensione museale, cioè conserviamo i balli, facciamo uno sforzo per conservare i balli e quindi entriamo nella dimensione museale di una musica che non è più vivente. Poi c'è la musica vivente, che vive delle Leonidas, con tutte queste forme spurie, che però che vivono, che convocano anche l'interesse dei ballerini nelle piazze, nei paesi. E poi ci sono anche altre tendenze, come quella dell'emancipazione delle Leonidas come strumento autonomo, come tanti altri strumenti. E infatti c'è l'impiego delle Leonidas in gruppi etno-folk, eccetera, eccetera, batteria, sintetizzatori, eccetera. Perché no? È una dimensione vivente delle Leonidas. Quindi c'è questo piano dei linguaggi musicali che vivono e dei linguaggi musicali che sono morti, come la musica tonale storica, non la musica tonale in generale, la musica tonale storica, Mozart, Beethoven, sono musiche straordinarie, sono capolavori che bisogna conservare, bisogna studiare, bisogna andare ad ascoltare, riprodurre, certo, però sono capolavori di musica morta, come il latino, come la lingua latina, che ad un certo punto è morta, è esattamente la stessa cosa. Quindi questo in breve è una delle tante tematiche del libro, ancora qualche minuto, per dire un'altra cosa importantissima a proposito di Kerchi, che Kerchi
quindi ha indotto questo libro. Kerchi ha fatto un lavoro straordinario perché ci ha indicato intanto quali sono le fonti teoriche di Benson. Benson è andato troppo veloce, non aveva tempo, era giovanissimo, era un antropologo giovanissimo, ha fatto un lavoro straordinario su una materia complicatissima, perché le Leonidas sono una materia ipercomplessa, obiettivamente. Ok, quindi Benson ha fatto un lavoro straordinario perché per me Benson ha salvato le Leonidas. Senza Benson le Leonidas oggi non esisterebbero più, sarebbero completamente scomparse. Quindi è andato molto velocemente perché doveva fare una fotografia istantanea di una situazione che era sul punto di scomparire del tutto. Che in quel momento era l'atteggiamento dell'antropologia culturale verso tutto il mondo precedente. Sta scomparendo, è nostro dovere fotografarlo in modo che non venga traccia. Sì, però è anche un pioniere anche da questo punto di vista, perché stava appena nascendo questo tipo di antropologia, in realtà, nella musica, per la musica. È uno dei fondatori dell'etnomusicologia, quindi stava appena nascendo questo approccio per la materia musicale. E quindi Kerchi ha fatto un lavoro straordinario, perché ha capito tutto di Benson, anche la tecnica, anche i tecnicismi di Benson ha capito. E io sono molto stupito da questa comprensione approfondita di quei tecnicismi là di cui parlo anch'io. Per me Kerchi aveva una comprensione totale, perché è arrivato a capire le fonti, la linguistica moderna, Chomsky, la grammatica generativa, eccetera, eccetera, e soprattutto è arrivato a spiegare alcune cose che anch'io non riuscivo a capire di Benson, cioè io non riuscivo a capire alcune incongruità obiettive nella musicologia tecnica di Benson, alcune discrepanze tra le sue stesse registrazioni, le sue trascrizioni e le sue analisi. Non riuscivo a capirlo. E Kerchi ha spiegato in maniera molto approfondita questo, ha spiegato, e concludo, che Benson ha tentato di fare una cosa straordinaria, ha tentato di dedurre delle espressioni individuali stilistiche di una moltitudine di suonatori che non erano d'accordo fra loro, che quindi esprimevano la parole, come dice Saussure. Ha tentato di dedurre la langue, il linguaggio comune, ha tentato di fare questo, e per fare questo, quindi Kerchi, c'è una frase straordinaria di Kerchi, ha detto di Benson, che Benson ha la lingua, il linguaggio musicale elaborato in laboratorio, cioè artificiale, che ha descritto Benson, è più vero della realtà. È più vero della realtà. È straordinaria questa frase di Kerchi e dice veramente tutto. Solo che attenzione, se Benson non avesse fatto questa operazione, non avrebbe potuto descrivere il linguaggio musicale delle Leonidas. È stata un'operazione obbligatoria, quindi ha veramente sacrificato alcuni elementi stilistici individuali per dare una fotografia completa del linguaggio musicale. E in questo libro io ho tentato di, rispettando rigorosamente quindi le premesse del sistema Benson, ho tentato di precisare alcune cose, sviluppare ulteriormente, e soprattutto ho tentato di integrare questi elementi stilistici, cioè la parola, il più possibile nel primo capitolo che descrive il linguaggio musicale delle Leonidas in generale. E poi ci sono tante altre tematiche, però qui mi fermo. Ho parlato 17 minuti. Va bene? Poi questa cosa più bella adesso che stiamo un po' vosato, che quante preguntas questa cosa più bella. Devo tornare un attimo e poi entrare in questo argomento su Drese, questa musica e su tempo circolare, su Drese che si lo spiega da Antoi e su tempo circolare e su tempo dei Nurages che si lo spiega da Mauro Pepinozella. Torno a partire dai noi. Il quando devo leggere su Drese e su Giulico in questa musica, sul libro del Benson, sicuramente penso che questa musica sarda venga dell'Argumeda
Appena, ma non è che questa musica sarda ha parlato quello che sta lì, da se sta parlando del tempo dei nuraggi, i nuraggi appunto un mese a rutto, se la lingua che stonante non da sciaiuso, non da scieuso, su chi va panta non riusciuso a parte che il resto del pezzo procede con Indus e roba del genere, no? Non si è parlato già in nulla, e questa musica, secondo il disegnato bronzetto del suonatore della Medesa, è possibile che questa musica sia biglia, tinza saoi, no? Già in questo tempo dei nuraggi o pruso, ma questo fu un argomento che si narantissimo. Dio si non pettinare questa cosa di questa muida che portava un conca di questa storia del nome, no? E ha cominciato, come è possibile che questa musica sia da parlare uguali o pruso manco uguali finza saoi? Il launedda puro, anti-cambiato, forse messa tonalità, messa scala utilizzante, messa scala musicale utilizzante, eccetera. No? Però sul ballo non è cambiato, è poeta. Allora pensavo, chieste chi in due vita, accanto bardanta e bovianta su suonatori, donne, sabato e domenico, come si utilizzava nel cambietano, cioè arriva il suonatore che non fa di questa musica sarda, cioè, non puoi ribadare, non duzzere in realtà. Quindi su suonatori, a chi ne voleva diventare suonatori, fu automaticamente obbligato a piegare questa linea di questa musica sarda. Con piccole varianti, senza autorità a volo, negli anni 30 e 40, suonava la volca a Fiume del Bagadia, suonava la tarantella napoletana, ma quanto questa scositetta si è aggiunta, però soppiantava su ballo sardo. E quindi abbiamo pensato che praticamente questo elemento su cui punta verrà usare ancora questa musica sarda poi deve essere questa concezione sul mondo dei sardos, no? Basata dalla pista di questo simbolo che non funti invece della Sardegna, ma funti di altre parti del mondo, cioè su Gresi e sul numero magico per eccellenza, su Srippu, no? Il cerchio per quanto riguarda sul ciclo ritmico della musica sarda, noi ripeto della musica sarda, della musica araba, della musica indiana, meitana dei ragazzi. E quindi appunto c'è questa possibilità di sia pensare di aici, un disagio mio, no? Sia pensare di aici che in noi ci sia praticamente su ci veduto su questa concezione del mondo dei sardi non raggiunti su che non prima. E però in noi devo lascio a Torra, senza di noi, no? Ma aspetta, non è questionare subito. Ma non ho a dopoderavo anche io. Prima che stiamo parlando dei sutresi, l'esercimento dei sutresi e poi due interpresi. Lo sapremo, ma sono anche delle Va bene. E Grazie a parlano in italiano, non sanno. Come gradisci? Come gradisci tu? Non c'è Lo stesso. Paolo, ma tu capisci? Il sardo? Così. Sì, Quando parlano gli altri, quando parla lui. No, allora, ho conosciuto Antonio di fama prima di conoscerlo personalmente, perché abbiamo anche con come che era di Congelo, che l'ha ispirato per un suo libro, i tuoi studi hanno ispirato un suo libro su Castelsardo. E quindi lo conoscevo di fama da prima. Volevo dire, il collegamento tra astronomia, geometria, matematica, Archeologia? No, il quadrivium, cioè l'armonia delle sfere, cioè in pratica nell'antichità il mondo era uno, cioè nel senso, quindi la matematica, la geometria, l'astronomia erano scienze collegate. Quando Platone, Pitagora parlano del cielo, vedevano le musiche celesti, cioè nel senso, quindi quando pensiamo alla musica dobbiamo pensarla come un fenomeno sociale connessa con l'insieme del pensiero e della conoscenza di quel tempo. Quindi quando noi pensiamo al bronzetto che porta delle Leonidas, che sono le Leonidas
rappresenta fisicamente un androgeno, cioè nel senso ha il fallo e c'è anche i semi femminili, quindi non è un essere, diciamo, quasi mitico, non è una persona reale. Il padre Antonio Bresciani nell'Ottocento scriveva che il suonatore della Medas, oltre a guidare il corteo, poi si metteva al centro della piazza e tutti ballavano attorno in cerchio. Quando scrissi il mio primo libro nel 92, a Esili arrivò un professore di filosofia, si chiama Lucio Galdo, insegnava al liceo di Laconi, e lui era appassionato di musica, però era professore di filosofia. E mi contattò per leggere il libro, mi contattò io, oltre alle relazioni astronomiche tra i nuraghi, trovai anche relazioni geometriche, e lui mi disse: Mauro, secondo me le relazioni geometriche che tu hai trovato hanno dei canoni musicali, cioè nel senso, quindi quando noi pensiamo anche alla disposizione dei nuraghi, non sarebbe verosimile trovare che la disposizione geometrica dei nuraghi sia fatta anche secondo schemi musicali. Addirittura. Sì, anche se poi bisognerebbe studiarlo, c'è gente che conosce anche la musica. Quando Dante si riferisce a questa stele non è un triangolo, anche se ovviamente c'è il triangolo, no? Questo simboleggia, questo è il tetto, cioè nel senso che se noi guardiamo qua, noi vediamo la grondaglia, proprio simboleggia, diciamo, il frontone dei pozzi sacri, no? Quindi a un certo punto, ma i nuraghi, diciamo, i nuraghi più importanti sono triangolari, per esempio Sant'Antine, Nuraghellosa, lo stesso Ispalasa, un nuraghe con 3 torri aggiunti, cioè nel senso il 3 c'è nella ricostruzione, non c'è il 4, ma c'è anche il 3, cioè nel senso negli nuraghi complessi c'è il nuraghi, diciamo, con 3 torri attorno alla torre centrale. Perché 3? Qualche volta sono 4 e in rari casi sono 5. E sono numeri speciali per quel mondo sicuramente, cioè nel senso il 3 probabilmente era un numero pieno di significato, come in quasi tutte le civiltà umane, no? E quindi anche la musica si è raccordata a questo schema di cui ci dirà tra poco. Cioè in pratica, quindi quando Dante guarda qua, questo non è un triangolo, è il tetto di un pozzo sacro, è il frontone di un pozzo sacro, no? E la spirale, ci sono diverse ipotesi. Per alcuni rappresenta l'acqua e quindi va bene, metterla in un frontone di un pozzo sacro, però per altri rappresenta anche la concezione del tempo, no? Allora, sul tempo circolare parlo dopo, cioè nel senso, però quello che volevo dire è questo, che nel mondo nuragico il 3 è un numero importantissimo e molti nuraghi hanno proprio questo schema tripartito, cioè oltre alla torre centrale ci sono 3 torri periferiche, e in alcuni casi sono perfettamente coincidenti con i solstizi, in altri casi solo la linea, però comunque c'è anche uno schema astronomico nel disporre di queste torri, e quindi è un tutt'uno, perché quando immaginiamo quel mondo lì, in un tempo in cui se oggi un nuragico si svegliasse, no? Se io dico sempre, se troverebbe più a suo agio in Giappone, no? Con la religione, con lo shintoismo piuttosto che con la religione cristiana, anche se anche il cristianesimo ha conservato molto del tempo delle concezioni antiche, nei rituali, anche se nella mentalità diciamo, il cristianesimo è figlio di un mix tra l'ebraismo e poi quello che erano le religioni del Mediterraneo, cioè la religione greca, la religione egizia, quindi tutto un mix di sincretismi religiosi legati dentro il filone dell'ebraismo. E il tempo col cristianesimo non è più circolare, ma è un tempo lineare, una freccia, cioè immaginiamo che noi siamo rivolti verso il giudizio universale. Per noi il cristianesimo
è una spiritualità che va a rivolgersi diciamo, al mondo futuro che verrà nel giudizio universale. Invece nelle mentalità preistoriche il mondo era sempre un cerchio che si ripeteva stagionalmente, cioè ogni giorno c'è un altro giorno, ogni anno c'è un altro anno, è sempre uguale, quindi un tempo circolare in cui tutti gli esseri sono dentro questo tempo circolare e in cui la musica dell'Anna Negras, come dimostra Antonio e altri studiosi, è dentro questo tempo circolare e poi con l'eternità, con questa cosa che mi chiama adesso, di cui ce ne parla. Vabbè. Adesso già faccio parte tua. Ha finito lui. No. Per il momento, dai. Antonio, tocca a te. Ok, io credo, Mauro ha detto una cosa straordinariamente importante. Le armonie del cosmos, ok? Pitagora, importantissimo. Le Launeddas sono uno strumento pitagorico in tutto e per tutto ancora oggi, nel senso che quindi c'era questa unione, quello che ha detto Mauro è assolutamente perfetto. Le armonie cosmiche, le armonie, che cosa erano? Pitagora ha scoperto la legge dell'armonicità naturale, che è una legge fisica che è ancora attuale, ok? E che è valida da Pitagora, che ne ha fatto la scoperta, fino a Helmholtz, alla fine del XIX secolo. Poi nel XX secolo, in particolare nella seconda metà del XX secolo, c'è stata la rivoluzione fisica acustica che ha messo in evidenza, grazie all'elettricità e all'informatica e all'elettronica, che ha messo in evidenza alcuni aspetti che non potevano essere osservati nel fenomeno fisico acustico. Ma da Pitagora a Helmholtz non c'è nessuna differenza. Le scoperte dell'armonicità naturale. Le Launeddas sono uno strumento. Perché lui riporta anche al cosmo. Non c'è differenza tra l'armonicità naturale e la cosmogonia, coincidono, e non solo loro, ma tutti gli elementi che ha evocato coincidevano, era un tutt'uno, è importantissimo. Le Launeddas sono fondate, le tre canne delle Launeddas, Tumbu, Mancosed e Mancosa, sono fondate, hanno delle relazioni frequenziali fondate sugli armonici naturali, sui parziali armonici naturali, in particolare sui settori inferiori del parziale armonico naturale, dei parziali armonici naturali, cioè il suono fondamentale, il secondo armonico, il terzo armonico, il quarto, il quinto, il sesto, eccetera. Quindi il settore grave dei parziali armonici naturali. Questa è fisica acustica, quindi proprio scienza fisica semplice, elementare. Però è importantissimo capire che le Launeddas, in particolare i concertus, cioè i sistemi organologici delle Launeddas, i concertus maggiori, storici, quindi sono tutti fondati su questi rapporti particolarmente perfetti di armonicità naturale. Quindi il legame fortissimo con, con l'origine della cosmogonia legata all'armonicità naturale, eccetera, eccetera. Quindi, intanto c'è questo. Quindi già il numero 3, ieri abbiamo dimenticato di evocare il fatto che il numero 3 sono anche le 3 canne delle Launeddas. Intanto, per cominciare, ieri è talmente naturale che l'abbiamo dimenticato. Ok. L'aspetto ciclico, adesso evoco in maniera rapida tutti gli aspetti legati, in maniera molto rapida, tutti gli aspetti legati al cerchio, alla versione ciclica e al numero 3, perché preferisco lasciare il tempo a Mauro e poi al pubblico di interagire con noi. Quindi le Launeddas possono essere suonate soltanto attraverso la respirazione circolare, okay? Che quindi dà una continuità senza cesure. Questo è assolutamente ciclico. La discorsività musicale delle Launeddas è una discorsività di tipo strettamente circolare. Il cerchio
è strettamente legato al numero 3, perché nelle prime forme di notazione musicale della musica scritta, le launeddas sono uno strumento di tradizione orale, però nelle primissime forme di notazione musicale il cerchio rappresentava il numero 3 ed era utilizzato come segno di notazione. Rappresentava il numero 3, cioè una metrica per 3, e rappresentava la perfezione. Quindi tutto coincide, e infatti oggi nella notazione moderna di oggi, utilizzata oggi, abbiamo un segno detto segno tempo comune, è una specie è la metà di un cerchio, ok? E in generale è barrato, c'è una barra che lo taglia in due ed è chiamato tempo comune perché sembra una C comune. In realtà non c'entra niente con questo, quella è la metà del cerchio, un cerchio tagliato, barrato, segno dell'imperfezione rispetto al cerchio completo, e appunto rappresenta una metrica binaria, questo simbolo in particolare rappresenta un 4 quarti, ok? Quindi una metrica binaria in opposizione a una metrica ternaria perfetta del cerchio. Quindi questi elementi ricorrono anche nella storia della notazione musicale. Ricordiamoci, attenzione, che la musica scritta, il canto liturgico, era annotato in maniera estremamente approssimativa e proveniva da una tradizione di musica orale pura, come le launeddas, come tutte le altre musiche di tradizione orale. Ok, quindi c'è anche questo punto. Altri elementi ricorrenti, stiamo parlando dei balli professionali, dei balli campidanesi, sono basati su una pulsazione che ha sempre una respirazione interna triadica per 3. Non è ta 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 ta, è ta 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 ta, sempre 3 nella respirazione interna. Questa è la respirazione tipica dei balli professionali. Invece nelle launeddas abbiamo anche altre espressioni minori che non sono assolutamente di tipo triadico, ma sono di tipo binario, niente a che vedere con questo. La nota, che cos'è? La nota è semplicissima, la nota è la frase musicale minima che ha senso, è come una frase in italiano compiuta, minima, come dimensioni, che fa senso. Questa è la nota. La nota è la frase musicale delle launeddas. Le nodas nei balli professionali sono molto spesso suddivise in 3. Spesso 2 elementi iniziali, un elemento finale, con funzione finale nella discorsività, però anche abbastanza spesso elemento iniziale, elemento centrale, elemento finale, come per esempio le nodas molto particolari delle furias, che sono una parte verso la fine dei balli professionali. Molto spesso, poi ovviamente questo rappresenta anche il canovaccio delle varianti possibili che mette in atto il suonatore di launeddas nei balli professionali, perché ovviamente ci sono forme ancora più complesse rispetto a questa elencata, che però è predominante. E ancora, all'interno dell'elemento, cioè di una delle 3 cellule della frase, della noda, si trovano spesso suddivisioni per 3, cioè quindi c'è una ramificazione della struttura triadica, tripartita, c'è una ramificazione fino alle cellule, fino agli atomi della frase musicale delle launeddas nei balli campidanesi, nei balli professionali. E quindi anche abbiamo spesso all'interno di un elemento, di un terzo della noda, abbiamo spesso una microsezione iniziale, ancora una microsezione iniziale che si ripete e poi una microsezione finale. E quindi c'è questa ripercussione del 3 a tutti i livelli. Per esempio la mediana Pipia, il primo gruppo della mediana Pipia si basa su una noda principale del primo gruppo che si ripete 3 volte, e questa è l'iscala del concerto della mediana Pipia, cioè questa è veramente la regola generale, lo schema generale fisso, attenzione, fisso della mediana Pipia. Quindi nel primo gruppo è necessario
in generale porre 3 volte questa noda principale che interviene all'inizio in posizione centrale del gruppo e poi in posizione di chiusura, in posizione finale, quindi estremamente equilibrata. L'aspetto ciclico ovviamente è strettamente legato alla musica per l'onetta, perché bisogna rispettare sempre rigorosamente la continuità tematica. La continuità tematica vuol dire che non vi devono essere differenze, ci vuole una continuità ciclica. Per esempio nel primo gruppo della mediana Pipia abbiamo la prima noda, poi 2 varianti, la noda numero 2 e numero 3, poi di nuovo la prima noda e poi le noda numero 4 e 5 e poi in chiusura abbiamo la prima noda. Quindi abbiamo una specie di sistema, direi quasi a spirale, ciclico a spirale, e tutti i gruppi della mediana Pipia sono organizzati in questo modo. Ci sono un sacco di riferimenti tra l'aspetto ciclico e il numero 3. Quindi è tutto fondato su questo tipo di articolazione. Quindi io vi ho dato un'idea di questi elementi rapidamente e vi fermo qui. Abbiamo dimenticato qualcosa, Dante? Abbiamo dimenticato qualcosa sul numero 3? No, mi E sembra sul ciclo? Cioè completo? Poi si può parlare per i giorni, tu puoi parlare per i giorni. Non lo so se... Chi carico a fare domande? Le domande dopo o adesso? Adesso. Anche adesso. Tanto qua lo stravolgimento, dai. Vai. Prego, con le domande. È interessantissimo, poi io non ho le basi, sono alla quinta lezione di pianoforte e ancora non ho le basi per seguire. Sei coraggioso. Inizio da quando dici da Pitagora a Helmholtz non è cambiato nulla, e quel concetto che hai detto prima delle vibrazioni fondamentali, hai detto è fisica elementare, cioè elementarissima proprio no, però non sono riuscito a sentirti. Sono i parziali armonici. Io sono ancora alla scala di Re maggiore. Ma i parziali armonici si studiano in fisica acustica, non in musica, cioè non molto in musica. Quindi un suono unico, se noi mettiamo in tensione il monocordo di Pitagora, aveva una tavoletta in legno, aveva un monocordo che metteva in tensione da un punto A a un punto B. Pitagora faceva così, è quello che ha fatto. Quindi metteva in vibrazione questo monocordo e quindi associava il cosmo, le armonie, la musica alla geometria, quindi la lunghezza, lui prendeva la lunghezza, creava un altro nodo, un altro punto al centro, e quindi se questo suono aveva una frequenza di 440 Hz, quando lo tagliava in due e metteva in vibrazione, le due metà davano ciascuna un suono di 880 Hz, il doppio, cioè l'ottava, il suono all'ottava superiore a livello musicale. Quindi otteneva il parziale numero 2, il suono fondamentale e il parziale numero 1, la metà del parziale numero 2, poi le divideva la cosa in tre parti uguali, sempre geometria, cosmos, armonia, e ottenere il parziale numero 3, cioè l'ottava più la quinta giusta, e così via di seguito. Helmholtz mi viene in mente una equazione termodinamica, e perché dopo cosa succede? Dopo succede che a metà del XX secolo, con l'elettricità, l'elettronica e l'informatica, abbiamo scoperto che in realtà la percezione della qualità del timbro, il colore musicale, il colore di uno strumento musicale non dipende soltanto dal dosaggio di energia di questi parziali armonici che sono interni a un suono unico, ma dipende soprattutto dai transittori d'attacco, cioè dal rumore di qualche millisecondo all'inizio dell'attacco del suono, per esempio di una launeddas. Quell'attacco iniziale determina la percezione di tutto il suono, ma queste sono ultra complesse e fondamentali di fisica acustica del XX secolo. Però ricordiamo, cioè, le launeddas sono strettamente legate a queste armonie del cosmos. Attenzione, è interculturale, perché mettete in tensione un monocordo in Cina, in Giappone, in India o in Europa, e questa fisica acustica rimane assolutamente valida in qualunque punto del pianeta, perché dipende dalla forza gravitazionale.
siamo d'accordo? Non è un aspetto culturale questo è un aspetto di fisica acustica fondamentale. Le neolitiche, ascolterebbe l'origine paleolitica. Allora, Paleolitica, sì, no? sì. Allora, qui possiamo lanciarci in un sacco di ipotesi, però io mantengo la posizione di Benson, che ha liquidato questo tipo di problematiche perché ha avuto un approccio ultrascientifico, e quindi io mantengo il suo approccio, nel senso che una musica di tradizione orale, non c'è la scrittura, quindi non c'è nessuna fonte scritta, nessun elemento obiettivo scientifico. Quindi cosa dice Benson? Dice c'è il bronzetto del IX secolo a.C. Gesù Cristo, l'ermafrodita magnifico, ok, c'è questo bronzetto, quindi grosso modo là c'erano già le Leonidas, c'erano ancora prima, non ne sappiamo niente, non sappiamo come tutto si è evoluto, perché non ci sono tracce scritte. E poi Benson soprattutto dice, e poi in fondo liquida così il discorso, dice: a me non interessa tutto questo, a me interessa il presente, a me interessa descrivere veramente il linguaggio delle Leonidas, e credo che avesse ragione al 1000%. Cioè, siccome stiamo parlando molto, cioè Leonardo che voi mettendo può suonare, no? Mi sembra dello Stato. Si va di tennis a Mediana Pipia, la questione di Mediana Pipia è ok. Leonardo, a me sei noi, vengo. Mediana Pipia, che cos'è Mediana Pipia? Allora, Rosanna e per gli altri anche santi che magari non lo sanno, le Leonidas sono diverse, sono tante, e a seconda dei fuochi che hanno, a seconda della sezione di scala che riportano. Quindi abbiamo uno strumento è la mediana pipia, uno strumento è Fiorassio, poi magari Leonardo ve lo fa sentire, poi esiste lo spinello, poi esiste Sarpiuta Dragadia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono, diciamo, 9 famiglie di strumenti. Ognuno di questi strumenti va fatto in diverse tonalità, ma non ci complichiamo la vita. La mediana PPA è lo strumento, cioè la suonata della mediana PPA è lo strumento che Antonio ha analizzato molto molto a fondo nel suo libro, no? Ed è una suonata del maestro Antonio Lara. Stasera non sono le foto, però ho fotografia di Antonio Lara dove la lavoro in questo museo. E Antonio Lara era un genio, poi gli facciamo la domanda, gliela fate voi ad Antonio. Antonio Lara si scosta da tutti gli altri suonatori per le cose meravigliose che vi racconta lui, perché non le so raccontare. Allora, Leonardo adesso vi fa sentire la mediana pipia. Non posso dire altro, basta. Si è espresso abbastanza. No, si esprime lui adesso.
Mediana Pipia. Bene, prego, accomodate. No, c'è subito che si preguntare domanda, sa. O è solo sera? Io sapevo anche cosa di Suguzzo. Aspetta un po', detelo qua. C'è sospeso o no? La mia domanda era la Mediana Ah, Pipia, che si deve sapere se la musica che sta suonando il ragazzo. È lo strumento della Mediana Pipia. È il tipo di elemento. Quello lo capisco. Però la musica che sta suonando è quasi che scritta lei, fa parte della... La musica per l'Oneda? No, quella che ha fatto... Questa è la Mediana Pipia, questa che abbiamo appena sentito. Ho detto, a che se l'hai scritta tu? No, assolutamente no. Questa è... Bisogna capire una cosa che è un po' complicata da capire. La Mediana Pipia è un po' complicato questo concetto. Può mostrare lo strumento fisico? Questo strumento qua si chiama mediana pipia, la combinazione di queste tre canne, di questa lunghezza, di questi rapporti armonici, queste tre canne qua, la combinazione specifica del tumbu, della mancosa e della mancosetta, questa è in si bemolle. Questa qua, questo strumento qua si chiama mediana pipia, quindi è il nome dello strumento. Però nei balli campinanesi, il nome dello strumento corrisponde anche al nome del brano. Anche quello che lui ha relazionato si chiama mediana. Esattamente, ed è un brano tradizionale molto antico, uno dei più sofisticati di tutto il repertorio vastissimo delle Leonidas. Per cui in quelle tre categorie della musica, questo qua rientra nella musica tradizionale, popolare. No, non popolare. Questa è la musica perlonese, è musica di tradizione orale, musica tradizionale, ma non popolare. La musica popolare come definizione è piuttosto la musica pop o la musica rock, le musiche popolari sono piuttosto questi generi musicali. Del resto, Anche quelli sardi. e poi c'è anche la musica popolare sarda, sì, che però è molto diversa rispetto alla musica tradizionale sarda. Per esempio, ci sono molti cori in Sardegna che fanno musica popolare, come la famosissima Deus ti salvet Maria. Questa è musica popolare, fatta da molte formazioni corali, ci sono tantissime, e c'è molta di questa musica popolare, che però, attenzione, non ha nulla a che vedere con le musiche tradizionali, come per esempio le Leonidas, oppure i tenores, oppure i cantori di Castelsardo. Sono cose diverse, molto diverse. Questo è paragonabile con la musica classica, Mozart, eccetera? No, assolutamente no, perché tutta la musica per l'Leonidas è una musica rigorosamente di tradizione orale, cioè trasmessa attraverso l'oralità, non c'è niente di scritto e non deve esserci, spero, mai niente di scritto, se no, perché è una musica che non è pensata attraverso la scrittura. Beethoven, quando lui ascolta la musica, lui la ascolta e la pensa come scrittura musicale. Questa musica non ha nulla a che vedere con la scrittura musicale e quindi è proprio, siamo in un paradigma completamente diverso, e del resto è difficilissimo comprendere questa musica perché è molto lontana dai parametri della musica scritta, è lontanissima, per questo è complicatissimo comprenderla, è complicatissimo. Del resto, a proposito di queste musiche popolari e musica scritta, un'altra caratteristica delle Leonidas è che le Leonidas non si prestano alla folclorizzazione. Cos'è la folclorizzazione? È poter sfruttare le Leonidas, per esempio, in ambito di musica popolare, di diffusione popolare. È difficilissimo. La folclorizzazione è difficilissima perché è un repertorio, uno strumento eccessivamente complesso. Per cui il ragazzo dove l'hanno imparata? C'è una scuola? Dove l'hai imparata?
L'ho imparata a casa dei miei maestri. Scusa, non so. A casa dei miei maestri. Hai un maestro che ti insegna? Sì. Privato? Sì. Ah, per cui tradizione orale, come dicevi. Tradizione orale, maestro, discepolo, rigorosamente, sempre. Però adesso. Grazie. Ci sono dei fenomeni similari nel Mediterraneo piuttosto che invece in altre località del mondo che possono essere assimilabili a queste? E per me? Sì. Certo, ci sono... E che rispettano soprattutto le regole del 3 piuttosto che... Ah no, questa è abbastanza complessa come questione. Questa, forse c'è qualcosa, però non credo. A proposito del 3, ho dimenticato anche ieri, a proposito del 3 è una cosa straordinaria, una cosa fantastica, ho dimenticato anche ieri di dirla, però c'è nel libro, E il 3, Pietro Sassu aveva individuato per tutte le musiche di tradizione orale sarde, tutte, vocali, polivocali, launeddas, eccetera, un nucleo minimo fisso di tre altezze, di tre, diciamo, note, anche se non si deve dire così, però di tre suoni, ecco, di tre suoni, e poi con un'opzione di altri 2 suoni che si articolano attorno a questi 3 suoni che rappresentano la cellula tipica di tutte le musiche sarde di tradizione orale. Ancora una volta 3 suoni. È straordinario, cioè è quasi magico. E del resto c'è molta magia, ne abbiamo parlato ieri, c'è moltissima. Le launeddas sono uno strumento magico e anche erotico, ma dell'erotismo abbiamo parlato ieri, non ricominciamo con questo discorso. Ha detto tutto Mauro, il litifanico ermafrodita, cioè erotismo in un senso cultura primitiva e poi in un senso estremamente importante, l'estasi eccetera eccetera. Cioè. Il bronzetto Felice. Ci sono le 3 canne e il cerchio che ha voluto penso l'autore, no? come copertina. Poi c'è il bronzetto ha anche i seni, proprio i seni da donna, non da uomo, e il pene eretto. Il pene da uomo, non da donna. Il pene eretto, quindi i seni, diciamo, eccitati e anche il pene eccitato. È la combinazione dell'estasi, cioè voleva simboleggiare che con la musica si raggiunge l'estasi e quindi è tutta la parte verso erotica. Assolutamente. C'è un filo rosso, è troppo bello questo da sottovalutare, c'è un filo rosso tra questo bronzetto al IX secolo a.C. e i balli dal XVIII secolo. Abbiamo testimonianze scritte dei balli pubblici, launeddas, questi balli qui, eccetera, fino al XX secolo, fino anche alla seconda metà del XX secolo. Il filo rosso è il filo rosso dell'erotismo, perché i giovani si riunivano ed era l'unica occasione per i giovani di incontrarsi, contatto, socializzare e formare delle famiglie e poi riprodursi tecnicamente, nel senso che la riproduzione era fondamentale all'epoca del bronzetto etifanico per la continuazione della specie umana. Siamo a questi livelli di importanza e l'erotismo è l'unica componente che caratterizza l'accoppiamento e la riproduzione nell'essere umano, è l'unica differenza rispetto agli animali. Quindi là potremmo entrare in un discorso estremamente articolato, complesso, però volevo dire una cosa dal punto di vista artistico, ne parlavamo all'inizio. La mia seconda performance che sto preparando ora è una performance coreografica e musicale, dove la musa ispiratrice, che è la Giana, le leggende sarde eccetera, e nell'altra performance che abbiamo già prodotto era in chiave sciamanica, sacerdotessa eccetera. Stavolta emerge l'aspetto erotico della Giana, proprio perché le musiche mi ispirano alle musiche per launeddas, quindi c'è proprio un contesto, un universo culturale estremamente ricco che istruisce tutte le mie espressioni artistiche. È importantissimo. E del resto, a proposito di quello che dicevi tu Dante, importantissimo per la medianapisia, di Antonio Lara, ho analizzato quindi
questa Mediana PP è un'analisi comparativa della versione del 1958 registrata da Benzo e la versione del 1962 registrata da Benzo, quindi c'è un'analisi molto approfondita di questa Mediana PP di Antonio Lara, e la Mediana PP compiuta da Antonio Lara dura 5 minuti e la mia musica, ispirata unicamente a questi 5 minuti, dura un'ora. Solo che dico questo soltanto per dire la ricchezza estrema, il genio inventivo estremo di Antonio Lara. Cioè io riesco a produrre un'ora di musica estremamente sofisticata, ricchissima, con una fortissima densità estetica, come dice il filosofo estetico Nelson Goodman, quindi una fortissima densità estetica, e riesco a fare un'ora di musica, ma veramente grazie ad Antonio Lara, grazie all'invenzione, a tutta l'invenzione che riesce a produrre in 5 minuti di musica. Non so se vi rendete conto. Cioè è pazzesco, è una dimensione magica, assolutamente magica, che del resto ricorre anche nel Leonidas. Comunque l'esperto erotico la volevano sentire. Certo. Altrimenti vanno via con questo. Possiamo... No, assolutamente. E quello che ha detto ieri sera della suonata, riprendendo Burranca e quella storia lì. Ah sì, bisogna anche dire che effettivamente Burranca descrive molto giustamente la Mediana Pipia o tutti i balli professionali come un amplesso, perché effettivamente si comincia, c'è l'introduzione, in realtà ai tempi del ballo pubblico intanto accordava pubblicamente lo strumento, il suonatore accordava, poi passava senza soluzione di continuità all'introduzione, che abbiamo sentito anche oggi, e poi dall'introduzione cominciava col primo gruppo, poi il secondo gruppo e il terzo gruppo, fino ad arrivare al nono, decimo, undicesimo gruppo, che sono in realtà dei gruppi particolari introduttivi alle furias. Ci sono 3 furias, ancora il numero 3. All'interno di ogni furias ci sono 3 nodas particolari specifiche delle furias, 3, sempre 3. Siamo sempre nel numero 3 e quindi dall'inizio fino alle furias c'è un'accelerazione del tempo graduale. Un'accelerazione, e le furias sono veramente il momento in cui i ballerini, in particolare gli uomini, si manifestavano attraverso gesti e passi acrobatici. E poi dopo le furias c'è un ultimissimo gruppo relativamente rapido, c'è la Saserrada, e poi è finita. Quindi per Burranca era l'evoluzione dell'amplesso, ecco. E quindi sono un sacco di riferimenti di questo tipo, poi le testimonianze raccolte da Benzo, le Leonidas magiche con le ance in argento che facevano abortire le giovani donne e che facevano fare alle giovani donne tutto quello che voleva il suonatore, in chiave ancora una volta erotica. Attenzione! Anche i Platone e le muire che tentavano i cieli per tenere tutto, cioè far muovere tutti i pianeti, erano le 3 muire che aiutavano anche a muovere il cielo, cioè nel senso che oggi noi nella nostra mentalità conosciamo, diciamo, l'universo secondo certe cose gli astrofisici, però per Platone, che comunque si rifà alla tradizione pitagorica, sono 3, anche con 3 moire che fa muovere l'intero cielo, cioè nel senso, quindi la musica come anche motore dell'universo. E su questa cosa, se mi date le immagini del pozzo, e posso anche aggiungere qualcosa su Genoni, si possono mettere le immagini della... Quali immagini hai? Il pozzo con la verticale. Cioè qua in questa montagna che oggi chiamiamo Santo Antine, probabilmente non è il suo, cioè sicuramente non è il suo nome originale, perché il nome adesso si rifà a San Costantino, che ha fondato l'impero romano su base cristiana, l'ha rifondato. Dov'è l'immagine del posto? Qua abbiamo dei monumenti più straordinari della Sardegna, diciamo tardo-nuralgica. Sovente
c'è la prima nella... Mauro, poi nel altro video spiegare una cosa. Ascolta, se no, perché non interessa la gente. Il video del pozzo o il video? Dove si vede più il pozzo, così l'intero. Ma è stato su cosa no, Mauro? Su cosa lunga? Ah, quello tipo tubo. Quella sezione che si vede del pozzo con tutte le cose ritrovate dentro. Qui non ce l'ho. Non ce l'ha, non c'è, no. È secondo Mauro, è stato pubblico. Comunque, in questo colle sicuramente uno dei posti più significativi della Sardegna, perché è una montagna della sacra, anche prima dell'epoca nuragica probabilmente, sulla sommità del colle c'è un muraglio che al sindaco ogni volta che lo dico si potrebbe scavare, se lo meriterebbe tutto. Questo colle è straordinario anche per il nome che porta, e poi c'è un pozzo sacro perché, questa? sì, ecco, in pratica a ridosso della sommità. Lo spiego Paolo, dove dare questa cosa. Questa è la sezione del pozzo sacro che è quasi sulla sommità. Diciamo che il cappello del pozzo è basalto, uno strato di basalto, non so quanti metri di basalto ci saranno. 4 metri di ignimbrite. Sì, di ignimbrite. E quindi ha protetto, anche ha formato il colle, perché è stato come un cappello che poi il resto si è dilavato e è rimasto il colle. Subito dopo il basalto, che forse l'avevano ritenuto troppo duro per scavare, hanno scavato un pozzo profondo 39 metri. È il pozzo nuragico più profondo in assoluto in tutta la Sardegna. È straordinario quindi come questo luogo, perché scavare un pozzo di 39 metri? No? Nell'antichità il cosmo, cioè quando il bisogno di conoscere l'universo da parte degli esseri umani non è una cosa moderna, oggi si parla, diciamo, di universo, diciamo, in modo moderno, però questo bisogno umano è antichissimo, probabilmente risale già al Paleolitico, cercare di immaginare il mondo che ci circonda, no? E siamo in un mondo in cui ancora, vado veloce, la Terra era immaginata probabilmente ancora come piana, no? Quindi immaginate quindi che loro vedevano sorgere le stelle, vedevano sorgere il sole, vedevano sorgere la luna, che si spostavano in cielo, quindi, e poi alla fine sono arrivati a capire la ciclicità del tutto, cioè come questi movimenti alla fine sono ciclici. Però per loro esisteva quindi un mondo sotterraneo, che noi oggi chiamiamo gli inferi, no? Che sopravvive ancora abbondante, anche in una concezione diciamo, in cui la Terra ormai viene intesa a partire proprio da Pitagora, viene intesa come una sfera. A un certo punto i greci capiscono che la Terra non è piatta, ma capiscono che è una sfera. Però la mentalità, diciamo, del fatto che fosse piana non scompare con l'idea dell'esserità, dura ancora qualche migliaio di anni, cioè da Pitagora ancora con Galileo, in cui poi scompare del tutto. Quindi si pensavano a un universo piano in cui esisteva un infero in cui, immaginate che le mitologie egiziane sono note, cioè nel senso che il sole, la luna, gli astri quando attraversano quando tramontano vanno a finire nel mondo degli inferi, quindi un mondo, e poi esisteva il mondo terrestre e poi esisteva il cielo, cioè quindi il 3 è perfettamente collegato con una, diciamo, suddivisione dell'universo conosciuto in 3 parti. Ci sono gli inferi e questo pozzo è straordinario, perché che cosa vai a cercare a 39 metri? Che cosa cercavano? Cioè cercavano proprio il contatto con l'acqua, perché anche l'acqua è l'elemento, diciamo, che si trasmette dal punto di vista alchemico, non si trasmuta, perché esiste in forma ghiacciata, esiste in forma liquida, no?
esiste in forma volatile, cioè anche l'aria stessa, c'è l'acqua che si trasforma in aria, quindi l'acqua era l'elemento, non era per meri motivi di sete come può pensare una mente elementare, cioè l'acqua è l'elemento che si trasforma per eccellenza, cioè passa dallo stato solido a quello aeriforme, che poi questa cosa viene meglio compresa nell'epoca dei metalli, no? Quando nell'epoca dei metalli capiscono come tutto può essere alchimicamente trasformato. Quindi il 3 è anche l'universo, di cui Genoni è una bella espressione, perché ma c'è il pozzo, c'è anche una spada, c'è l'inferi, o anche il mundus romano. Immaginate quindi che a Roma c'era un pozzo che veniva aperto diciamo, per certe ricorrenze, per collegare il mondo dei morti con il mondo dei vivi, col cielo. E a Santo Antine c'è questa meraviglia di questo pozzo 39 metri che solo un folle può costruire una cosa così, cioè nel senso, immaginate scavare 39 metri in profondità e a quella profondità lavorare cioè più facile questo lavorare quasi che fare un po'. Ci sono testimonianze che fanno pensare che cosa può trattarsi di un luogo di culto? Sì, sicuramente, perché quando tu lo vi ossa, no, ma di altari piuttosto che magari adesso ve lo mostro. Ecco, il coso del luogo di culto è il tema che ricorre tra gli archeologi, no? Tu sei sposato un archeologo. Cioè, cosa significa? Cioè, è una domanda che si pongono gli archeologi, no? Cioè, ci deve essere la prova tangibile dell'oggetto che però un luogo può essere funzionale come luogo di culto, diciamo, come luogo di culto anche con del materiale profano, cioè nel senso recentemente 2 o 3 anni fa Robert Leighton, un professore di Edimburgo, ha sposato le mie teorie astronomiche, questo è archeologo, e ha detto che il sacro nei nuraghi si potesse fare, no? Cioè un'offerta votiva può essere fatta anche col piatto domestico, cioè nel senso, non è detto, quando ci si sposa e si lancia il grano, si rompe il piatto, la rottura è importante del cuccio, no? È piuttosto che il materiale che sia adibito al culto. Poi ovviamente ci sono, quando la scolarità raggiunge certi livelli, magari ci sono anche elementi, cocci o tegami che possono essere solo una valenza sacra, però non è detto che un oggetto non possa avere anche una valenza sacra in certe occasioni, anche non so se quindi per sacro si potrebbe interpretare, no? Per esempio a Saosa, anche a Saosa, il pozzo di Saosa c'era un cervo sotto, no? L'hanno scambiato per un frigorifero, cioè questo cioè, quando trovano un cervo dentro un pozzo o ossa di cervo, loro la pensano, non è che sia un cervo buttato lì per motivi sacrali, il cervo è un animale importantissimo perché cambia le corna, quindi ha una serie di mitologie collegate con le stagioni, eccetera, eccetera. Cioè, trovare animali dentro è la prova che sono offerte votive. Il problema di questo pozzo è questo, che ovviamente con la cronologia la prendiamo dai reperti. I reperti lo attestano nel bronzo finale del ferro, cioè, però non è la mia separazione, è una cosa degli archeologi, perché c'è una parte degli archeologi che sono Ferra e lo Schiavo che pensano che questi reperti sono nel bronzo finale e altri che li mettono nel ferro. Quindi è anche una disputa archeologica il fatto della cronologia, non è mia, cioè potrebbe essere un bronzo finale, quindi e sopra c'è anche nulari. Quindi in questo spazio culturale del Sarcidano, che meriterebbe molta più attenzione, io inviterei il sindaco a far scavare i nuraghi, e quindi abbiamo un sindaco a scavare finanziamento per scavare i nuraghi e cerchiamo, perché c'è reperti, diciamo, geologici straordinari, si potrebbero riportare anche a Genoni tutte le cose per trovare i soldi. Sì, certo. E poi c'è il posto, simbolicamente questo posto è straordinario perché rappresenta gli inferi e il cielo, col lugar che poi sulla sommità,
che andrebbero registrati, collegati con tre sempre, i tre livelli cosmici. Non so se... Quest'estate Michele, magari mi Bene. tu scusa un attimo, Dante. No, a proposito di scavi, credo che sia stato già in parte, ci siano già stati dei lavori che poi però sono stati ricoperti per questa riprotezione. Ma se voi salite, non oggi, in un'altra occasione, per esempio verso alla base del mare, sono tutte allineate come si chiamano, i supporti del mare. Le mensole. E se tu vai a guardare, sotto c'è ancora il telo, quindi c'è già. È semplicemente una questione protettiva per evitare chiaramente scavi abusivi o altri furti di reperti eventuali o coach o altre cose, che è stato ricoperto da poi per tutto l'altro, perché sopra ci mettiamo la vedetta, fanno un controllo. Lo stesso discorso vale anche per l'orario di Sant'Uberto, che si trova invece da questa parte. E poi abbiamo un orario non toccato, però visitabile ugualmente, che è quello di Biliu. E più tutti gli altri che ci sono, che sono coperti o sono... Quello di Santo Antini, insieme alla fortezza, chiamiamo così, con il Tempio di Giunone, insieme al pozzo, insieme al parco, costituiscono per l'amministrazione comunale, insieme a tutto questo versante, l'idea per un parco comunale archeologico ambientale che stiamo cercando di sviluppare, anche con l'obiettivo di trovare delle risorse, dei finanziamenti per poter poi valorizzare in termini di rendere fruibile questi siti. Questo in prospettiva lo vogliamo fare. Per quanto non sia il nuraghe Losa o il nuraghe, però ha il suo senso, visto il posto, visto tutti i reperti e anche l'importanza che può avere il sito, che può aver avuto il sito nel parte della storia. Come l'altro? Quanto è l'altro? Una cosa un po' lunga. Perfetto. 1,20 m. Sosteniamo. L'imboccatura 1,20 m. 40 metri. Sì, ho trovato delle posizioni sì, sul fondo ci sono delle e poi c'è sicuramente di qua. È vicinissimo, cioè nel senso, però lo scavo non è stato fatto sulla sommità, ma sul fianco dove finisce il basalto, cioè nel senso, a un certo punto sulla sommità c'è questo cappello di basalto spesso 4-5 metri, no? E soprattutto poi proprio quando finisce il basalto sulla sommità del versante, però quasi sulla sommità, c'è il pozzo, cioè si sono alleggeriti i lavori, cioè non hanno bucato il basalto. No, Scusi, ma Leonardo del tempo. Rosarma, questo non è mediana PPA, questo si chiama Fiorassio. Ti va bene? Fiorassio, il nome dello strumento e della suonata, ti va bene? Prego.
più serrai. Serrare. De più serrai questa sensibilità di Bogai e noi Michele hanno ci pagato ai 6 e mezzo. Si è spostato. Ah, certo, si è spostato. E tanto desarrosso, no? A 14 minuti. No. Chi c'ha qualche domanda ancora che vuoi preguntare a Mauro Peppino Zedda o a Antonio o a Susindico o a chi va bene. Chi non deve preguntare nulla serrà. Da approfittare sul G17 sul museo. Da approfittare per fare il G17 sul museo è interessante. Comunque se orienai, poi serrai, poi delle sere notti manti certao, il saggente si andando e serrà che non si conclusione. Andiamo a dire, prima di tutto grazie a voi per essere venuti, grazie per fatto compagnia, non sapete tagliato da degli tanti ospiti se non testa costumeria, poi perché a noi è il largo, no? Sul cruso di strocca no, ma dei castelli di quello che non è il largo. E magari mi va in mezzo a reggere. Ci esica tutti dei noi e si usa prenotato su agriturismo de quattro e tellas in vinta, quindi tutto il gusto che avete parlato, ognuno si fa la parte sua, deve magari poi relatori e via. E mi tocca da tornare grazie in primus a Susinto, che è qui l'amministrazione comunale, poi sai ospitato noi, poi sul museo c'è Roberta, torno grazie a Roberta, poi la Michele. Comunque questa manifestazione è fatta grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna e poi della Giulio di tutto cos'altro cui partecipate che si e Deus fai altre che tiene piacere si usa contattare. Poi noi ci torno grazie a Sandro Piani che ha fatto dei coordinatori mancati uso interrumpio me la porta a Mauro Peppino Zedda che ha fatto un viaggio lungo che mi sa sai no io sono Decio di Sarenda trattori ancora secondo Antonio che è venuto da Parigi su Brusellardo stesso e a Leonardo e a Sobravo che è da Mangiao e poi tutto osato su che si va bene, grazie e a Sabroso. Io torno grazie a Diaice. Grazie a voi. Grazie. E Michele, se idea di fare un giro sul museo, certo, 5 tracciati. Certo, ok, prego. La sua Come avevi il caso.